Diossido di azoto, PM2,5 e PM10 sono i tre inquinanti principali che rendono più difficile la nostra vita. Padova in particolare, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, in Italia tra le città piccole è la più colpita da PM2,5 e PM10. Un triste record se si pensa che la relazione tra queste sostanze e le morti premature è ormai accertata dalla scienza. Insomma, c'è di che preoccuparsi. Dobbiamo preoccuparci a Padova come dobbiamo preoccuparci altrove. Mi pare che il tema sia ampiamente all'ordine del giorno. Ormai il fatto che esista una relazione chiara, evidente, documentata tra l'inquinamento ambientale e lo sviluppo di complicanze respiratorie, cardiache, oncologiche è un dato assodato sul quale nessuno più discute. Dall'inizio dell'anno a Padova si sono registrati già 50 giorni di sforamento contro i 35 ammessi per legge. Legambiente chiede il blocco del traffico e parcheggi scambiatori all'esterno della città. Anche chiudersi in casa, uscendo solo se necessario, non è la soluzione definitiva. La casa rispetto agli inquinanti ambientali esterni è naturalmente protetta, però un po' di precauzione, per esempio nello spalancare le finestre, nel favorire dell'aerazione della casa, nelle ore in cui è minore l'inquinamento ambientale esterno, è una misura che può effettivamente essere utile. E in attesa che la politica prenda provvedimenti definitivi che servono, tutti noi possiamo adottare uno stile di vita che quantomeno attenui gli effetti negativi. Scegliere determinate ore per uscire di casa, per camminare, evitare i luoghi particolarmente trafficati. Poi ci sono delle misure di fondo, strategiche, prospettiche. Per esempio, prima di tutto quello di scegliere, se possibile, altri mezzi di trasporto che non siano l'automobile privata. I soggetti più a rischio, e non è un luogo comune, sono bambini e anziani, i bambini in particolare perché il loro apparato respiratorio non è ancora formato e capace di difenderli e perché la loro statura li porta a respirare tutti gli agenti inquinanti che rimangono vicini al terreno. La situazione è difficile.